Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Il governo Schifani ha ufficializzato i nomi dei nuovi manager della sanità siciliana, nominati nuovi direttori generali delle 15 strutture sanitarie regionali e dei 3 policlinici universitari. Intanto c'è tensione in Fratelli d'Italia e si parla di crisi di governo. Sequestrata a Messina 285 tonnellate di nocciolino di oliva, un nuovo biocombustibile utilizzato in alternativa del costoso pellet. Oltre al sequestro della merce sono stati verbalizzati 2 commercianti. È già la bagheria nel Palermitano per il rinvenimento di un giovane di appena 20 anni morto in casa. Secondo una prima ispezione non vi sarebbero segni di violenza sul corpo del ragazzo. Arrestato corriere di droga diretto in Sicilia con oltre 100 kg di hashish. L'uomo è stato sottoposto ad un controllo dai finanzieri a Villa San Giovanni, sequestrati anche 2 cellulari. In chiusura la situazione lungo la tangenziale di Catania, coinvolta questa mattina da un incidente con 5 mezzi in direzione Siracusa, confermata anche la presenza di un ferito. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!